Non ricordo come si chiamano loro. Buona onda. È il 12 novembre 2016, è la giornata di Spinaceto 70 Buena Onda, sesta giornata di campionato di Serie C2, due squadre che hanno bisogno assolutamente di cambiare il trend e di tornare alla vittoria. No. Tutto pronto, stretta di mano tra i protagonisti del match. Lo Spinaceto 70 non vince da ben 3 giornate, anche il Buena Onda in difficoltà. Entrambe le squadre hanno solamente 6 punti e quindi devono assolutamente cercare di vincere questa partita per non rimanere troppo attardate nei confronti di una classifica che ovviamente non le premia. Spinaceto 70 poi ha avuto anche un incontro di coppa in settimana, una nuova sconfitta, e quindi le sconfitte consecutive sono diventate 4 e proprio per questo mister Alessandro Conti ha portato qualche accorgimento. Tanti gli under convocati, ci sono rappresentanti sia dell'Under 21 che della Juniores. Nel frattempo il Buena Onda invece è già posizionato in campo con lo starting 5. Per quanto riguarda lo Spinaceto 70, ora il capitano sta dando la mano al suo compagno Checco Dodero. Titolari saranno Zomparelli, Picchi, Biraschi, Colone e proprio Dodero. Dall'altra parte invece in porta Margari, Longo, che possiamo vedere distintamente con il numero 10 sul punto di battuta, e gli altri protagonisti li racconteremo non appena sarà iniziato il match. E il direttore di gara dice che si può iniziare, anzi no, chiede di tenere solo un uomo in piedi dalla panchina. Nel frattempo, come ultimo per il Buena Onda c'è Lorello, ed ecco il calcio d'inizio proprio della squadra ospite in maglia nera. Questo pomeriggio il capitano si fa vedere, il primo tiro e Zomparelli subito a parare. Il primo tiro era di Jacobacci e quindi vi abbiamo dato anche tutto lo starting 5 del Buena Onda insieme al 9 dei giudici. Il giudice si posiziona in aria, qui prova ad addomesticarla Picchi, però è uno Juniores prospetto molto interessante, convocazioni per lui anche nella rappresentativa Lazio. Ora Emanuele Biraschi per Dodero e adesso Picchi in posizione di ultimo. Biraschi appoggia nuovamente per Picchi con il numero 5 da Dodero. Biraschi nuovamente, Colone. Stop con il mancino per lui che ha come soprannome Bomber, e serviranno i suoi gol a questa squadra che ha veramente difficoltà a segnare. Qui Biraschi, il giro palla dello Spinaceto 70, Alessio Picchi per Dodero, taglia tutto il campo, dà nuovamente sulla banda di destra Biraschi, adesso Picchi, Dodero continua a girare il pallone, mette al centro Dodero, il passaggio diventa un tiro ed è il vantaggio dello Spinaceto 70 dopo solo un minuto di gioco. Checco Dodero, vantaggio dello Spinaceto 70, anche un po' di fortuna per quello che probabilmente era un cross su cui doveva arrivare un compagno, Biraschi o Colone, ma la palla si è andata a insaccare in rete dove Margari non poteva nulla nonostante l'uscita in spaccata. Allora adesso è il capitano del Buena Onda, gli ospiti dovranno inventare qualcosa, colpiti così a freddo, palla verso De Giudice che riesce a girarsi, va con il mancino, palla che sfila al lato.
Interessante questo sviluppo d'azione di De Giudici, ma lo Spinaceto 70 adesso ha il possesso palla. Biraschi la dà per Dodero, tagliando tutto il campo, passaggi sempre un po' rischiosi ma fatti con gran precisione. Qui brutto controllo di palla di Alessio Picchi, è il più giovane in campo tra entrambe le squadre. Abbiamo detto Juniores, con la sua Juniores ieri si è levato anche la soddisfazione di bloccare la Lazio sull'1-1. È una Juniores che sta avendo veramente grandi risultati. Juniores Under 21, un po' meno la prima squadra come abbiamo detto in precedenza. Rimessa dal fondo proprio per i padroni di casa. Zomparelli sul punto di battuta con una maglia curiosamente rosa, l'estremo difensore dello Spinaceto 70. Picchi adesso la porta avanti con la suola, sbaglia però il passaggio, non il primo errore di Alessio Picchi. Ora Buenaonda in avanti col proprio capitano che serve il numero 10 Longo, prova a rientrare sul sinistro, deve rifugiarsi dalle parti di Lorello, si è schierata bene in difesa adesso la squadra padrona di casa. Qui recupera palla infatti con Fabrizio Colone, Biraschi cede a Alessio Picchi, ancora Dodero. Passaggi a tagliare tutto il campo da una banda all'altra per i giocatori del 70. Qui Dodero esagera però, voleva passare in un fazzoletto, non ci riesce. Longo dietro per Lorello, sale la manovra del Buenaonda, ritmo però non altissimo da parte degli ospiti che cercano soprattutto dei movimenti di De Giudici, che ora domestica il pallone, viene chiuso però da Dodero, sarà rimessa laterale ancora una volta per i ragazzi in maglia nera. Longo si fa vedere Lorello, Longo tira forte, colpisce un avversario e Dodero sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto in questo istante. Jacobacci, il passaggio per Lorello, Lorello con la suola, poi un passaggio insomma un po' da rivedere quello di Lorello, forse preoccupato principalmente della pressione dei ragazzi del 70 che come sempre possono avere magari difficoltà in fase realizzativa, ma ci mettono veramente l'anima in tutte le partite. Oggi fortunatamente sotto quel punto di vista si è già messa bene, perché lo Spinaceto 70, nonostante siamo nei primi minuti di gioco, è già in vantaggio per 1-0. Parla a Checco Dodero, lui che è stato protagonista dell'azione del gol. Biraschi ora dovrebbe imbucare verso Dodero, è proprio così, Dodero al centro. Può ripartire il Buenaonda, ci mette forse una frazione di troppo De Giudici, che però è proprio solo, riesce a scavalcare Picchi. Qui era andato un po' pigro il ragazzo che gioca come ultimo quest'oggi per i padroni di casa, troppo pigro, si conquista una punizione. Buenaonda, Longo sul punto di battuta, chiamata ovviamente distanza, direttore di gara va a contare i passi, due uomini in barriera sono Francesco Dodero, l'autore del gol, che adesso si stacca e va sul primo palo, e Alessio Picchi, anzi no, Dodero torna nella sua posizione, Zomparelli nuovamente cambia e mette un uomo davanti e uno dietro. Ecco la punizione, c'è uno schema, serie di passaggi non concluso in maniera ottimale, questo schema del Buenaonda. Rimessa laterale stavolta per i padroni di casa. Dodero, lancio molto lungo direttamente verso Margari, estremo difensore del Buenaonda, colpito a freddo questa sera. De Giudici prova a girarsi, sbaglia qui la misura del passaggio per Longo. A proposito di freddo, qui a Spinaceto è calata molto la temperatura in confronto a 2 settimane fa. Qui attenzione, De Giudice, Zomparelli ci mette la manona, la palla resta lì, nuovamente rimessa laterale, grande Zomparelli. Dicevo, è calata molto la temperatura in confronto a 2 settimane fa. 2 settimane fa, partita persa dallo Spinaceto 70, poi sperava di rifarsi la squadra oggi in maglia bianco-verde nel derby con Generazione Calcetto, persa anche quella partita, persa una partita di Coppa, ma oggi la squadra ha iniziato meglio. Picchi con la suola, appoggio verso Colone che da lì può provare il tiro, invece con il tacco serve Picchi e fa partire un contropiede degli avversari e Zomparelli la tiene ancora lì. Grande parata di Stefano Zomparelli, l'errore di Colone poteva veramente costare caro ai padroni di casa. Ora che Cododero, il passaggio verso Biraschi,
Emanuele per Fabrizio Colone, si torna dalle parti di Zomparelli, il rilancio lungo sempre per Fabrizio Colone, che lì però proprio non può arrivare. Rimessa laterale, Lorello per Longo, scambio nel buona onda, ritmo però sempre molto compassato degli ospiti, che forse dovrebbero provare qualcosina in più. Qui salta tutti quanti Capitan Longo, che però poi sbaglia il passaggio. E buona onda nuovamente in possesso palla. Jacobacci prova a saltare due uomini, ci riesce. Biraschi va in contrasto, perde il pallone, poi lo recupera. La rimessa laterale sarà per i padroni di casa. Biraschi per Picchi. Picchi però non vede movimento, si è fatto vedere Michele Dolce, appena entrato il primo cambio del match per Alessandro Conti, è stato Dolce che prova il tiro e trova la risposta di Margari. Dolce per Fabrizio Colone, appena entrato ha scaricato subito un destro il numero 8. Picchi qua lascia passare il pallone. Rimessa dal fondo, si sta scaldando anche Damiano Bussone, un altro dei giovanissimi. È entrato nel frattempo Salvatore Cannata, che tocca il suo primo pallone al posto di Francesco Dodero, l'autore del gol. Ora Picchi, ancora Cannata, nuovamente per Picchi. Dolce, buona onda in difficoltà con i movimenti veloci e i tagli soprattutto interessanti della squadra padrona di casa. Qui però prova ad uscire con Longo, palla al centro, Zomparelli deve deviarla, sarà rimessa laterale. Ritmo lento, partita non bellissima per ora, pochi gol, uno solo. Palla al centro, Picchi la tiene, poi De Giudici, c'è deviazione e arriva il pareggio del buona onda. È un gol insomma che forse poteva essere evitato, questo qua. Su azione successiva una rimessa laterale, neanche uno schema. Ora Biraschi per Cannata, ancora Damiano Bussone appena entrato, lui che domani sarà anche del match dell'Under 21. Biraschi per Dolce, ancora Biraschi, sbaglia però il passaggio. E allora Longo per Jacobacci, pressione forte di Biraschi, Spinaceto che però non riesce più a recuperare il pallone. De Giudici qua contro Damiano Bussone, ancora De Giudici, appoggia la sfera dietro verso il numero 10 Longo. Non c'è una gran pressione effettivamente, la chiamano dalla panchina De Giudici. Pallone addomesticato da Zomparelli, che poi con il rilancio serve Biraschi, non riesce a passare, poche idee in questo momento in campo. Ancora Biraschi per Cannata. Dolce deve arrivare ai limiti della propria area, così è veramente difficile. Damiano Bussone, Cannata, ancora Bussone. Bussone trova difficoltà nel cercare un compagno libero. Cannata deve far tutto da solo, mai una buona idea. Ora viene sostituito da Alessio Ricci. Bussone la gira verso Michele Dolce, che se la sposta sul destro, conquista un calcio d'angolo, tutto sommato, vista la situazione, il massimo che poteva ottenere. Schema verso Biraschi, che serve nuovamente Dolce, ancora Dolce, ci sarebbe Ricci libero, non viene servito, poi Dolce fa tutto da solo. Tiro strozzato, rimessa dal fondo. Margari per Jacobacci, ora Alexe, è entrato in questo istante il numero 8 del buena onda. De Giudici,
Ricci gli scippa il pallone, ora Dolce ancora lunghe leve, non perde il possesso di palla. Bussone per Dolce, così per via centrale rischia però, se perde palla, di subire un contropiede. Lo Spinaceto 70, De Giudici autore del gol del pari. Sfera che va in rimessa laterale, giro palla del Buenaonda. La palla era già uscita però, infatti rimessa laterale. Ha bisogno di ritrovare fiducia assolutamente lo Spinaceto 70. L'anno scorso torneo al vertice, quest'anno tante difficoltà, sono cambiati tanti giocatori, è cambiato l'allenatore, è cambiato lo stile di gioco. Bussone per Ricci, ora Checco Dodero se la porta sul mancino, l'autore del gol. Ancora Dodero fa tutto da solo, perde poi il possesso di palla, ma è il giocatore con più inventiva. Ricci con il mancino deviato in calcio d'angolo. Damiano, guarda me Marco lì dentro. E allora Dodero chiama lo schema, palla dentro e Ricci, ancora una deviazione, ancora calcio d'angolo. Sfera nuovamente per Ricci, però attenzione, può partire il contropiede e Dodero scivola. Bussone in pressing forte, addirittura sul portiere. Rimessa laterale però è per gli ospiti. Buenaonda in avanti, ora Iacobacci. Ha accelerato lo Spinaceto 70 e ha messo un po' in difficoltà gli ospiti, che però qui fanno un'azione interessante, si lamentano per un fallo di mano, nulla dice il direttore di gara. Dodero in mezzo a due uomini, Dodero, e poi la parata di Margari. Contropiede, siamo già dall'altra parte, l'ha recuperata però Ricci, è un 3 contro 2, ancora Ricci, il capitano Alessio Ricci se la sposta sul mancino, qua può partire il contropiede dall'altra parte, ha già recuperato il capitano, però è 2 contro 2, ma De Giudici al tiro va a segnare il gol del 2-1. E rovescia la partita il Buenaonda. 3 contropiedi, uno di fila all'altro, quello vincente è quello degli ospiti. Non stava andando male lo Spinaceto 70, ma il Buenaonda è una squadra molto molto concreta. 3 tiri in porta e 2 gol. Ora Bussone per Capitan Ricci, nuovamente a Bussone. Manovra un po' lenta del 70. Adesso il Buenaonda può fare il suo gioco. Si lotta per ogni possesso palla. Dodero per Ricci. Non ci sono compagni a cui darla, ne trova ora uno, perde però il pallone purtroppo. E allora Bussone a recuperare la sfera, da a Ricci, ancora Bussone. Dodero ora, Bussone, Ricci, sbaglia il passaggio il capitano, attenzione a De Giudici, gran partita la sua, il passaggio e Zomparelli tiene in piedi i suoi. Grandi difficoltà, veramente grandi difficoltà in difesa adesso per il 70. Arbitro, alla prossima per favore. Alla prossima. A breve sarà time out per il Buenaonda. Allora, al centro Zomparelli che la para e serve Ricci. Sarebbe il movimento di Pieretti. Ricci però non lo serve, viene servito in questo istante. Rimessa laterale, anzi no, perché Alessio Ricci l'ha tenuta in campo. Dodero ora prova a far tutto da solo il numero 10, se la sposta sul mancino da quella posizione, segna il gol dell'1-0. Ricci è libero, non viene servito, allora Bussone con il mancino verso Pieretti. Rimessa laterale e time out per il Buenaonda.
come te pare. Sì, io stoppo, però come dicevo Ma, mazza, sei forte. Forte, sì, forte. Mi piace. beh. Mi piace, mi piace. Bella fluida. Sì, diciamo, ero uno di quelli insomma abbastanza de punta al tempo, mi alleno di meno, però abbastanza. Io ho molto meno cambi di intonazione. Però vabbè, immagino pure che cerco di fare le cose più facili possibili. La prima mia era una chiave, monotono. Anzi, queste qua ancora a livello così perché un po' potete. Beh, che purtroppo. Quello sai che bene faceva. Questo è una di queste è più facile. Adesso da più al lato, di qua. Così, siamo ritardi, ok? Si riparte quindi, rimessa laterale per il Buenaonda che attacca sulla banda di sinistra. Gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato che si era maturato dopo pochi secondi di gioco, ovvero l'1-0 targato Checco Dodero. E qua stop di Alexe che serve il suo compagno con il numero 3, Picchi però recupera il pallone. Ora Dodero che dà a Picchi, giro palla del 70, Ricci se la può spostare sul mancino, il suo piede naturale a Biraschi, la palla gira ma troppo, non prende il giusto effetto, quindi il tiro scagliato da Emanuele Biraschi, continua a girarla il Buenaonda, stop difficile che infatti non riesce a concretizzarsi per Alexe. Dodero sul punto di battuta da Picchi, deve accelerare la squadra padrona di casa, ecco Biraschi che dà ancora a Dodero, Dodero per Picchi, Dodero nuovamente, Biraschi, giro palla sterile del 70, Ricci per Picchi, adesso la palla verso il pivot, Checco Dodero che riesce a girarsi, chiede il fallo, non c'è ovviamente fallo, allora può ripartire la squadra ospite, Ricci ha il pallone, doppio passo del capitano che se la sposta ancora sul mancino, al centro c'è Dodero, non può servirlo da Biraschi che serve ora Picchi, posizione di tiro, poteva andare con il mancino, non si è affidato del proprio sinistro, rimessa laterale per gli ospiti. Buenaonda che cerca di addormentare il ritmo della partita, Spinaceto che prova ad accelerare, accelerando un minimo riesce a riconquistare il possesso palla, esce Capitan Ricci, rientra Fabrizio Colone, importantissimo per questa squadra, deve sbloccarsi però Dodero a Picchi, finta il movimento Biraschi, poi torna sulla sua mattonella e dà Checco Dodero al centro verso Colone, interviene però il portiere Margari, Forte ancora Buenaonda in possesso palla ma Biraschi recupera il pallone, può dare a Dodero, Dodero per la doppietta, salvataggio di un difensore, poi tutti a terra, fischia il direttore di gara, fallo per il Buenaonda. L'arbitro si fa rispettare dal numero 10 Dodero, situazione dubbia. Catalano sul punto di battuta, sfera dietro verso Lorello, uno dei giocatori che ha giocato di più del Buenaonda, lui e De Giudici, autore dei 2 gol che stanno ammazzando il match. Colone, Picchi, qua però il passaggio è troppo pigro, deve chiudere Picchi, recupera palla Zonparelli, serve Dodero, tutto solo, stop col petto, aggredisce il secondo palo Colone ma non può essere servito, allora ancora Picchi verso Biraschi, nuovamente Picchi per Dodero, Colone qua, non si capiscono i due,
rimessa laterale per gli ospiti. Longo conquista nuovamente il possesso palla Spinaceto, mettendo un minimo di pressione, non tanto, un minimo, ed è importante continuare a farlo. Molto alta la pressione dello Spinaceto 70 che recupera palla. Biraschi, posizione di tiro, serve invece Dodero, però troppa disattenzione, scusate, nei passaggi da parte dei padroni di casa. De Giudici va a terra, il direttore di gara non fischia, allora può andare Colone al doppio della velocità degli avversari, che subisce fallo. Questa volta il direttore di gara fischia, sarà calcio di punizione. 4 uomini sul pallone. I ragazzi del Buenaonda hanno qualcosa da dire al direttore di gara. Entra Ricci, attenzione perché potrebbe essere uno schema proprio per liberare il capitano, il giocatore forse che ha il tiro più potente e più preciso della squadra. Guarda Picchi prima, Colone, guarda Picchi. Schema partito, in questo momento c'è un blocco di Picchi verso Ricci che però non riesce a scaricare il suo famoso mancino, e allora Colone perde il possesso palla ancora. Spinaceto 70 prova un contropiede con rilancio lungo da parte del portiere, e qua Ricci dice qualcosa a qualcuno della panchina del Buenaonda, e questo è esattamente quello che non deve succedere, ovvero farsi prendere dal nervoso. Ricci per Picchi, da lì può tirare il numero 5, la palla sibila vicino al palo. Perde il possesso palla il Buenaonda. Adesso monologo dello Spinaceto 70, Biraschi, rimessa laterale per il 70. Direttore di gara decide no, che è per il Buenaonda, e allora gli ospiti possono controllare il pallone, ma al minimo pressing perdono il possesso della sfera ancora una volta. Ora Ricci verso Colone, Colone con la suola verso Picchi, ecco Ricci, capitano verso Biraschi, Ricci, Colone, si muove Biraschi, taglia verso il secondo palo, servito in questo momento, adesso Picchi, però Picchi con la punta, la spara quasi rimessa laterale. Non è stato convinto Alessio Picchi in questa occasione. Buenaonda perde nuovamente il possesso. Picchi qua trattenuto con il fallo, fischia il direttore di gara, battuta velocemente, 3 contro 3, Colone con il mancino, colpisce però un avversario. Ora De Giudici vuole subire fallo, non lo subisce però, e allora Biraschi verso Ricci, ancora Alessio Picchi per Colone, controllo difettoso del numero 9 Zomparelli, passaggio verso Biraschi, si è fatto vedere il numero 4, servito ora Colone, nuovamente Emanuele Biraschi per Ricci, Ricci ancora, sempre Ricci, può servire Picchi che è il destro, e ancora palla fuori. Fabrizio, ti devi girare e puntare. Esce Ricci, entra Tiziano Sperati. Importante anche il suo apporto, De Giudici la mette a terra, ancora De Giudici, bravissimo Sperati, qui entra e conquista subito il pallone. Biraschi gioca proprio per il numero 2, il nuovo entrato a Picchi, ancora Sperati. Colone prova a farsi vedere in avanti, è sempre coperto, infatti il passaggio non riesce ad arrivare al numero 9 che adesso a palla potrebbe lanciarsi, non lo fa. Vogliono un'azione ragionata i padroni di casa, si torna addirittura dal portiere Stefano Zomparelli, rilancio lungo che diventa quasi un tiro, palla oltre la traversa. Prima linea Fabrizio e Tiziano, e dietro Emanuele. Passa davanti. E allora Margari. Forte serve pressione e lo Spinaceto 70 recupera palla.
Picchi verso Biraschi che dà Sperati, ancora Picchi, Biraschi con il destro verso Colone, lo stop molto preciso, rimessa laterale, Sperati per Picchi, Colone ora, ancora Picchi verso Sperati, Sperati perde il possesso di palla, poi va a recuperarla, anzi no, perché De Giudici passa, fischia il direttore di gara le continuative trattenute di Sperati. Sarà quindi calcio di punizione. Manca solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, è uno schema ovviamente, Alex è al centro verso il numero 11 Infanti che però non riesce a metterla giù. Picchi a Biraschi, taglia tutto il campo e da Sperati, nuovamente Picchi per Biraschi, Picchi ancora per Biraschi, ora Colone che dà nuovamente a Biraschi, sarà rimessa dal fondo. Pressing alto subito da parte dello Spinaceto 70, è il modo migliore per recuperare palla, qui subisce fallo Sperati, proprio così fischia il direttore di gara. Entra Bussone insieme a Cannata, il numero 6 e il numero 11. Allora è successo qualcosa di molto strano, viene invertita la punizione, il direttore di gara stava contando i secondi, non l'ha fatto notare a nessuno, quindi nel frattempo palo del Buenaonda e quindi il direttore di gara ha deciso così di invertire la punizione senza far sapere a nessuno che stava contando. Longo per De Giudici in area, sempre il numero 9, poggio dietro verso Antonucci, ancora Buenaonda in possesso di palla, adesso è un momento favorevole agli ospiti. Stanno mettendo in difficoltà effettivamente il 70, la partita, il primo tempo scusate, ormai sta avvolgendo al termine, risultato sempre 2-1, Picchi per Cannata, ancora Picchi, ora Bussone per Biraschi, Biraschi vede Picchi, Picchi ci pensa un po' troppo, poi serve Cannata, sarà calcio d'angolo, difficoltà nel controllo del numero 11, mancano 30 secondi al termine del primo tempo, Cannata verso Biraschi in acrobazia, palla che sfila fuori. E allora a breve sarà finito il primo tempo, Buenaonda in controllo da De Giudici, fa tutto da solo, giocatore più talentuoso dei suoi, a mio modo di vedere, poi si tuffa a terra. Cannata per l'ultima azione del primo tempo, ora Bussone, controllo deficitario del numero 6, questo è l'ultimo calcio di punizione che non viene battuto perché termina proprio in questo istante la prima frazione. Ah, ok. Buona Luca. Sì. Ogni tanto magari dai un po' di più. Rinizia il match con lo Spinaceto 70 in possesso palla, padroni di casa che stanno subendo il risultato di 2-1. Michele Dolce, giro palla veloce dei ragazzi di Alessandro Conti, molto veloce, Biraschi per Picchi, ancora una volta Dolce, nuovamente Biraschi per Dodero, Dolce che prova a girarsi, riesce a girarsi, eccolo il numero 8 qui,
va però in difficoltà nel controllo di palla. Una partita tutto sommato molto corretta, ma che il direttore di gara ha avuto qualche difficoltà nelle decisioni, soprattutto in quelle dubbie. Qua la palla per esempio sembra uscita, il direttore però dice che no, non è così. Tiro di De Giudici, palla rimessa dal fondo, ora Dodero per Picchi. Picchi a Biraschi, controllo difficoltoso del numero 5 che riesce a tenerla in campo. Ora Dolce sta tagliando dall'altra parte Biraschi, Dolce fa tutto da solo, fischia il direttore di gara, ma mi trovano d'accordo le proteste del Buenaonda. Sinceramente un metro di giudizio particolare quello dell'arbitro, anche perché ne abbiamo visti tanti di interventi così non sanzionati dal direttore di gara. Dodero con il destro, palla deviata, poi Biraschi, ancora una parata di Margari. Ancora parata di Margari. De Giudici prova a girarsi il numero 9, c'è Picchi su di lui, Picchi gli leva il pallone, De Giudici serve però il suo capitano, palla che gira dalle parti di Lorello, Lorello verso Infante, il tiro è Zomparelli, ancora una gran parata di Stefano su Jacobacci. Infanti, angolo verso Lorello, recupera palla Michele Dolce, adesso Picchi con il destro deviato, rimessa laterale, posizione offensiva per il 70. Picchi controlla, rischia di perderla sul pressing di De Giudici. Zomparelli molto bravo in precedenza, non in questo rinvio, un po' a casaccio. Margari, rilancio sbagliato direttamente verso Dolce che appoggia Biraschi con il destro, c'è deviazione, sfera direttamente tra le braccia di Margari. Lorello recupera ancora Dolce, Biraschi sbaglia il passaggio, Dolce è entrato in questo secondo tempo con il giusto piglio. Picchi per Dodero, deve inventare qualcosa il numero 10, però dalla panchina gli dicono di muovere di più la palla ed è vero. Errori in successione di Dodero anche in questo caso, sfera che rimane in possesso del 70, va a terra Dolce, non fischia il direttore di gara. Palla verso De Giudice che da due passi non segna la tripletta. Non segna la tripletta e allora fischia il direttore di gara, sarà calcio di punizione. Si era concretizzata l'azione del Buenaonda, direttore di gara ancora una volta decisione discutibile, sta andando un po' in difficoltà. De Giudici da due passi non ha sentenziato per la terza volta Zomparelli, giocatore che sta facendo una partita incredibile, il numero 9. Infanti che prova a dar fastidio a Biraschi in barriera, è uno schema, tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Jacobacci non ha trovato il giusto spiraglio, si stacca ancora Infanti. Al centro con il tacco e Zomparelli nuovamente. Zomparelli vince la sfida con De Giudici, ma che giocatore il numero 9, Dodero la tiene con la faccia, la palla però ora è in possesso del Buenaonda. Destro che si scarica nell'esterno della rete. Time out per lo Spinaceto 70.
Cioè, che volete far fare terzo gol, volete giocare a calcio a 5. Perché non state giocando, l'uscita presto in campo alla fine, non la facciamo. Mi sa che Non la facciamo la perché parata là l'ho presa. Se non l'hai presa bene. No, l'ho presa ancora una parata di Stefano ho preso. Poi ho ricliccato dopo quando hai detto. dove gli pare, ma venire a Quando hai giocare. detto Tanto sugli tu in Jacobacci. caso poi anche hai visto che tu poi prendi il tempo. Comunque se mai Ad allontanarvi, non voglio vedere che puntate la difesa schierata. Quando puntate è perché la palla ce l'avete qua in uno contro uno sta situazione. Vai un po'. vediamo. Che non è che lo seguono. È riniziata quindi la partita, sesta giornata di campionato, Spinaceto 70, Buena Onda, risultato 2-1 per gli ospiti. Piraschi recupera il pallone da Dolce. Muovi ancora Michele. Grandi difficoltà per il 70, Picchi, si muove Dodero. Girati e puntalo. Ancora Picchi verso Biraschi. Biraschi se la sposta sul mancino al centro verso Dodero che a quel punto non c'è. Palla verso Jacobacci. Dodero che quasi la recupera. Tempo. Arbitro, tempo per cortesia. Margari. 3. Settimo di gioco e De Giudici la mette a terra. Picchi questa volta giganteggia sul numero 9. Serve poi Zomparelli, ancora Picchi verso Dodero. Picchi colpisce in faccia Infanti. Picchi costretto a battere questa rimessa che proprio non voleva battere. Sfera verso di lui, il numero 5 vede il movimento di Colone, non lo serve. Servito adesso, anzi no scusate, di Dolce. Piraschi, Dodero. Dentro Checco. Dodero per Picchi. Bravo Simone. Il taglio di Biraschi non premiato. Premiatura. Dodero fa sempre tutto da solo oggi però. Biraschi verso Picchi. A terra Biraschi. Emanuele. È giusto Emanuele. Calcio di punizione. Entrano Bussone, Ricci, Sperati e Cannata. Un cambio in stile hockeyistico, cambia tutta la linea. Alessandro Conti, Bussone, grande personalità di Damiano Bussone, ragazzo under 21 che ha iniziato da pochissimo nel mondo del calcio a 5, viene dal calcio. Bussone verso Cannata, da Sperati, ancora Cannata. Errore però nel passaggio per Bussone. Diventa veramente difficile così. Pressing forte del 70. Pressing molto alto dei ragazzi di Conti. Chiudi la banda, salvo! De Giudici la mette giù, salta Bussone, ancora Zomparelli. È lo schema classico del Buena Onda, palla verso De Giudici che si gira, molto abile il numero 9. Adesso Lorello, Longoni, Jacobacci. Zomparelli non sa a chi darla, il direttore di gara conta. Sperati ora, Bussone, Ricci, non può giocare con Zomparelli. Bussone, Cannata, stiamo uscendo da una situazione difficile. Gran palla verso Bussone. Bussone ancora, si gira il numero 6, serve Cannata, il tiro di Cannata e palla fuori di poco. Tiro interessante di Cannata, qui De Giudice, Sperati però va sul pallone, è rimessa laterale, De Giudici guarda l'arbitro che lo riguarda. Rimessa laterale, sta contando il direttore di gara, qui si perdono totalmente l'uomo da marcare, poi
De Giudici non va a segnare. Ricci verso Sperati. Cannata in un fazzoletto riesce a passare da Sperati, messo giù. Questa volta si fischia il direttore di gara. Veloce Dami. Muovi Dami. In aria Sperati e Cannata, Bussone sul punto di battuta, si è staccato Ricci. Girati per calciare. Ti comanda come alla PlayStation Mister Conti. Bussone, il tiro deviato, sarà angolo. Troppo lenti nel batterlo, però ha ragione Ricci. Pressing così e così dello Spinaceto, che rischia molto. Ancora palla verso De Giudici. Ricci ha l'esperienza per tenerlo, lo tiene. Giudici poi va a terra, fischia il direttore di gara e Cannata prende il cartellino giallo. Dodicesimo minuto di gioco qui a Spinaceto. Sono i padroni di casa in grande difficoltà nel costruire azioni. Calcio di punizione, 2 uomini in barriera, Cannata e Bussone. Tiro deviato, calcio d'angolo, un brivido dietro la schiena di Zomparelli. De Giudici col destro, Zomparelli, sarà nuovamente angolo. Si muove Lorello, la palla è per lui, il tiro De Giudici non riesce ad addomesticarla, poi lotta al numero 9, grandissima partita di colui che secondo me è il migliore della partita per ora, ancora De Giudici, e va a segnare il suo terzo gol personale, terzo gol del Buenaonda. Per distacco il migliore della partita De Giudici. C'è più di metà secondo tempo nel calcio a 5, un'infinità. Il problema è che il 70 non riesce proprio ad attaccare. Picchi, gira per Ricci, ancora Picchi. Checco Dodero. Nuovamente Dodero, qua esce Margari che perde il pallone, non c'è nessuno dei suoi avversari lì vicino. Jacobacci, Picchi però che ha recuperato il pallone, ancora Picchi con la suola, serve Dodero e miracolo di Margari. Il miracolo di Margari, questa volta un buon tiro da parte dello Spinaceto. Colone recupera il pallone, ora Dodero che subisce fallo, il direttore di gara non fischia più soprattutto per i padroni di casa. Alexe, il tiro di Longo, Ricci per Colone, Picchi che prova ad andare, non c'è fallo, va bene a non fischiare l'arbitro. Poi Alexe con il mancino. Messa dal fondo. Adesso devono calmare un po' gli animi dalle panchine perché si sta scaldando la situazione in campo. Dodero che però non la passa mai.
Rimessa laterale. Picchi per Dodero, Colone verso Picchi, ancora, scusate, Dodero per Biraschi. Biraschi se la porta sul mancino, il tiro è Margari. Alex è qua, Picchi però. Rimessa laterale, diventa difficile anche commentare questa partita in cui adesso di gioco se ne vede veramente poco da una parte e dall'altra. Picchi verso Biraschi, ancora Picchi verso Dodero, movimento di Biraschi servito adesso per Dodero. Picchi, muovi la palla. Biraschi la gira in maniera sterile però al 70. Ora nuovamente verso Picchi, il tempo passa, siamo oltre la metà della ripresa. Colone per Dodero, nuovamente tutto da solo e nuovamente tiro fermato. Picchi per Colone, verso Dodero, ancora Picchi con la punta, ma non inquadra lo specchio della porta. Messa laterale, servirebbe un quarto d'ora di fuoco da parte dei padroni di casa. Qui il Buenaonda sta facendo la sua partita, è andata sotto, ha recuperato e adesso sta legittimando il risultato, vincendo sia il primo che il secondo tempo. Tiro di Dodero che non impersierisce, un portiere più che discreto come Margari. Oggi in una buona serata, non impegnato spesso ma puntuale quando è stato. Colone, palla che rimbalza, Biraschi prova a passare, non la prende. Messa laterale, batte velocemente, sta contando il direttore di gara, quindi devono battere. Colone verso Dodero, Dodero per Picchi, ancora Biraschi. Ecco un'altra soluzione di tiro. Deviazione allora angolo, ma Biraschi all'esterno. Picchi verso Checco Dodero, l'autore del gol dell'1-0, se la sposta sul mancino, va al tiro. Margari direttamente verso Alexe col mancino, si spegne in out. Dodero, Colone, Picchi, ancora Dodero. Muovi ed entra, Checco! Biraschi verso Picchi, Colone, Dodero, Picchi, Ancora! Biraschi al centro verso Fabrizio Colone. Una squadra senza idee, lo Spinaceto 70. Picchi può provare il destro, la prende male. Abbassa un pochino e riporta pressione con Simone intermedio. 10 minuti circa al termine. Alex che la tiene, prova il suo mancino, non c'è deviazione. Dodero, Picchi, Picchi ancora verso Biraschi, sempre Alessio Picchi. Biraschi da Picchi in mezzo a due, sfera in qualche modo arriva a Colone, giro palla del 70 nella propria metà campo. Giallo per Damiano Bussone che è entrato male. Calcio di punizione in diretta, errore nel cambio.
Lorello. Rimessa per gli ospiti. Alex non la tiene. Rientra Dolce. Colone non sa chi darla, serve ora Michele Dolce. Poi Bussone la porta sul destro, il numero 6, il tiro al centro, non arriva Colone, c'è deviazione, sarà calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Colone per Dolce, ecco qua però il passaggio è impossibile, non può mai passare una palla del genere. Ora Bussone. Supera la metà campo il numero 6 da Dolce, Dolce ancora, palla che va a Colone che colpisce la traversa. Stai su, intermedio Damiano. Attenzione Alex, tutto solo, si scontra con Dodero che recupera il pallone e allora Damiano Bussone suona la carica al numero 6, fermato in scivolata. Fischia il direttore di gara, sarà calcio di punizione. Entra, fagli uscire che Fabrizio, guarda il movimento di Damiano. Guarda Damiano. Colone parte lui con il destro, palla diretta verso Margari. La butta e rimessa laterale Zomparelli. Ma che? Questo è il problema, io so andare giù perché non gliela faccio così. Ma quello è normale così. Si riprenderà quindi con una rimessa laterale. Anzi no, c'è time out per il Buenaonda. C'è la panchina che conta, che non voglio dare fasce che però del bucio tagliato, ma è così. Mai vista una ripresa così difficile. È difficile. Se riesci a fare questa, l'altra le mangi. La settimana prossima devo fare l'isola però. Non da paura. Ma mica tanto. Tosta l'isola. Ah scusa, tu stai a Artolib. Artolib è da paura. Ma devi fare sempre giù, su. Fidati che poi vedrai che è molto meglio. Ah, molto meglio rispetto a qua. Almeno sta in piano. Ultimi 5 minuti circa di gioco, poi recupero, palla viene consegnata allo sfinacciato 70 dagli ospiti, nulla in precedenza, era andato a terra dei giudici. Protagonista della partita, ora Bussone per Biraschi, è entrato anche Capitan Ricci, Dolce, Biraschi, ancora Damiano Bussone.
Alla verso numero 8 Dolce, poi Ricci verso Dolce, vicino al gol, ora il 70. Ricci che recupera il pallone, ora Dolce, il tiro deviato e sarà angolo. Si è svegliato adesso lo Spinaceto 70, forse è troppo tardi. Bussone in aria con il tacco e qua rischia qualcosa. Ora Biraschi però con la punta, dietro c'è Ricci che può scaricare il mancino, se la sposta proprio sul sinistro, perde però il controllo di palla dei giudici, rischia l'arbitro. Lorello, Longo, ancora Lorello, alla verso dei giudici che però adesso forse esagera un pochino, un giocatore veramente forte che però si lascia andare a sceneggiate troppo plateali. Porta su più profondo, Michele. Ricci, Biraschi, ancora Bussone. Per Ricci, Bussone nuovamente col destro, Bussone, parata e poi Ricci e ancora una gran parata. Margari, Biraschi, palla verso Dolce, ancora Biraschi col mancino, c'è un tocco di mano ma ovviamente si stava coprendo, nonostante i fischi del pubblico di Spinaceto non c'era nulla. Lorello, Longo, tiro rimessa dal fondo di De Giudici, ancora Ricci, rientra da Bussone, grande personalità del numero 6, sempre Bussone, forse fallo, non per l'arbitro. Biraschi, Dolce, Ricci, Biraschi, sempre Biraschi, palla al centro ma non può arrivare da nessuna parte, così rimessa per i padroni di casa. Anzi no, per gli ospiti. Lorello, Longo, Ricci recupera il pallone, ancora Capitan Ricci, però esagera a far tutto da solo. Qui De Giudici in mezzo a 2, in mezzo a 3, recupera palla la squadra padrone di casa, Bussone, c'è Dolce, viene servito, Dolce può vedere Biraschi, si muove anche Ricci, eccolo, Ricci per Biraschi, Bussone, Bussone ancora verso Ricci, con il destro Ricci, non proprio il suo piede, conquista rimessa laterale. A breve portiere di movimento, Biraschi verso Ricci, Dolce, Dolce con il destro e poi Biraschi la riapre lo Spinaceto 70, 3-2 a 2 minuti dal termine. Due minuti circa al termine. Ora esce Ricci, entra Picchi. E Ricci ha qualcosa da dire a Conti, capitano allenatore. Non sono d'accordo sulla decisione del mister, che però va rispettata. Qui Picchi De Giudici fa tutto da solo. Ora Bussone, forse c'è fallo, non per il direttore di gara. Grande azione qui del Buenaonda con Jacobacci che conquista la rimessa laterale. Ancora Jacobacci, rimessa laterale, va a vedere il numero 3 Antonelli, eccolo, rimessa laterale adesso per il 70.
Eccolo il portiere di movimento, entra Tiziano Sperati al posto di Stefano Zomparelli. Biraschi per Picchi. Dolce la mette al centro, rimessa laterale. A breve rientrerà Ricci al posto di Michele Dolce, proprio così. Entra Ricci. Picchi, Ricci, il capitano per Biraschi al centro, la recupera il Buonaonda. La palla entra in gol, Lorello, è un gol veramente bello questo, dalla gran distanza, ovviamente col portiere fuori dalla porta. Ultimi minuti di recupero con il 70 sotto di 2 gol che prova con il portiere in movimento a rendere meno amaro il passivo. Ricci, Picchi, Ricci. Bussone per Picchi, il tiro poi deviato da Sperati, tenta il tiro Margari addirittura dalla sua porta. Ricci per Bussone, ancora Bussone, vorrebbe dare a Biraschi e si deve scansare, la tiene in campo, anzi no. Ecco il triplice fischio del direttore di gara che pone fine alla 6ª giornata di campionato. Il Buonaonda batte 4-2 lo Spinaceto 70, ancora in crisi di risultati.